Questo è un territorio particolare, territorio di montagna, abbiamo una parte bassa e una parte alta, chiamiamola così, in quota, e anche il servizio sanitario deve essere strutturato su misura della identità di chi abita questo territorio, ma anche della identità e della conformazione del territorio stesso. Come sono organizzati i servizi sanitari e quali sono le specificità necessarie? Beh, la provincia di Belluno come estensione territoriale pensiamo che è un quinto di tutto il territorio del Veneto, organizzato in vallate e quindi con un'estensione veramente molto, molto alta, con una densità di popolazione tra le più basse del Veneto e con un'età media della popolazione più alta mediamente del Veneto. E quindi fare sanità in questo territorio vuol dire tenere conto delle distanze, tenere conto delle persone che ci vivono, tenere conto delle persone che invece vengono a frequentare sempre di più questi territori, i turisti che storicamente vanno nella parte alta della provincia, ma recentemente anche nella parte diciamo più bassa, anche nel Bellunese si sta registrando un aumento di turisti, così come nel Feltrino, perché è un territorio che è veramente molto ricco, sia di scorci naturali, sia anche di opere che meritano di essere viste. E quindi bisogna tener conto di tutti questi elementi. Abbiamo 200, poco meno di 200.000 abitanti residenti in questo territorio. Abbiamo 5 strutture ospedaliere, perché abbiamo l'ospedale di Belluno e l'ospedale di Feltre, che sono diciamo i 2 ospedali principali, però dopo abbiamo l'ospedale di Lamon, l'ospedale di Agordo, l'ospedale di Pieve, che sono fondamentali perché sono la prima risposta che la popolazione della parte alta della nostra provincia trova. Per darvi un'idea, dalla parte alta ad arrivare a Belluno, una persona ci mette anche un'ora, un'ora e mezza di strada. Queste sono anche strade di montagna, un conto è farle d'estate, un conto è farle d'inverno. Un conto è farle durante la settimana, un conto è farle invece durante il fine settimana. Sono estremamente trafficate. E quindi diciamo abbiamo bisogno di questi ospedali che in qualche modo sono la prima risposta che la popolazione residente e turistica trova nel nostro territorio. In questi ospedali c'è pronto soccorso, ci sono i servizi di base, per le cose più complicate vengono centralizzati su Belluno e su Feltre. Abbiamo anche sviluppato un sistema di trasporti importante. Tutto il nostro sistema emergenza è veramente molto robusto. Abbiamo una collaborazione, oltre ai nostri mezzi, con in questo momento 2 elicotteri, una serie di ambulanze che sono a servizio diciamo del territorio, abbiamo anche dei rapporti ormai molto consolidati con tutta una serie di associazioni. Le Croci sono delle associazioni di volontariato che ci aiutano a presidiare in particolare le vallate, quelle diciamo un po' più faticose. Sono attività fatte dai volontari, questa è una terra estremamente generosa, abbiamo tantissime associazioni di volontariato e tante croci che vanno ad integrare la nostra rete della gestione dell'urgenza e emergenza. Siamo partiti abbiamo esteso in quest'anno la possibilità che l'elicottero, che è diciamo il mezzo più rapido, più veloce per coprire alcune distanze, abbiamo oggi a disposizione, abbiamo cercato con la collaborazione dei comuni, dei sindaci dei comuni, abbiamo esteso in tutto il territorio delle aree dove questo elicottero per motivi sanitari può atterrare, può decollare. Questo per cercare di contenere proprio i tempi legati al trasporto su ruota, che
non si può evitare, ma viene molto ridotto, e i tempi di centralizzazione della residente o del turista nella struttura sanitaria che è più adeguata per il problema di salute che questo ha. Con questo sistema di trasporto delle emergenze e urgenze attraverso gli elicotteri riuscite a garantire gli stessi tempi di trasferimento di un paziente in urgenza che si possono avere in un qualsiasi altro territorio di pianura? Allora, abbiamo dei tempi sui monitoraggi che noi abbiamo dei tempi di raggiunta del target che se pensi quando devono andare vicino a una parete, soprattutto per turisti oppure in piccoli paesi, i tempi sono diciamo stati molto ridotti, però non è la stessa roba di essere in un centro città. Però in proporzione è la stessa cosa in rapporto alla situazione. In rapporto e anche devo dire, noi avendo anche queste 5 strutture che sono diciamo a salvaguardia un po' di tutto il territorio, noi abbiamo dei buoni tempi di risposta all'interno dei pronti soccorsi, da quando un paziente arriva a quando viene concluso, soprattutto per i codici quelli più impegnativi, il codice rosso, i codici diciamo dove le condizioni di salute fanno la differenza per una persona, lì noi abbiamo dei tempi che sono veramente molto buoni. C'è un presidio sanitario del territorio anche attraverso l'applicazione del sistema della telemedicina. Ah sì, pensi che nelle nostre ambulanze, li abbiamo dotate di sistemi per la trasmissione, ad esempio, dell'elettrocardiogramma in tempo reale, da qualsiasi punto la nostra ambulanza intervenga per soccorrere una paziente, nel caso in cui ci sia il dubbio che ci possa essere un problema cardiologico, viene registrato l'elettrocardiogramma, immediatamente trasmesso all'unità coronarica che referta e quindi è in grado di dare l'indicazione di dove centralizzare il paziente. Se c'è il problema diciamo cardiaco viene centralizzato su Belluno, dando anche il tempo all'equipe di prepararsi ad accogliere il paziente che sa che sta arrivando. Questa è un'applicazione che ormai l'abbiamo diffusa su tutti i nostri mezzi ed è assolutamente importante, ma la stiamo usando anche all'interno dei nostri ospedali per dare una sicurezza in più alle persone ricoverate e ai clinici che ci lavorano. Poi abbiamo altre applicazioni che abbiamo un po' sviluppato proprio per aiutare a gestire il tempo e gestire le distanze. Noi qui abbiamo una popolazione mediamente con età media avanzata e quindi le patologie croniche, il diabete, l'ipertensione, i problemi cardiaci, insomma sono le patologie che più frequentemente troviamo in questa fascia di popolazione. E allora per cercare di evitare di fare molti viaggi o di dover fare degli spostamenti, abbiamo avviato nel corso di quest'anno alcune iniziative, alcune attività, ad esempio per il paziente diabetico. Il diabete è una malattia che insomma nel tempo può dare alcune complicanze. Questi pazienti devono essere sottoposti a un esame del fundus oculare per verificare che il diabete non rovini l'occhio. Allora, senza farlo ritornare per una visita oculistica e prendi appuntamento e accompagnalo giù, soprattutto le persone anziane, anche della parte alta, i mezzi di trasporto insomma non sono frequentissimi e tante volte questo pesa sulle famiglie, sull'ambito diciamo sociale. E allora abbiamo creato un percorso ad hoc in cui il paziente, quando va a fare il controllo presso il centro antidiabetico, che lo fa a seconda delle sue condizioni, ma lo fa periodicamente, fa anche l'esame dell'occhio che viene inviato senza ritornare, questo esame viene inviato alla unità operativa di oculistica che ha sede a Belluno, valutano queste immagini, se non ci sono problemi il check-in viene
chiuso così. Se invece dalle immagini l'oculista vede che c'è qualche elemento che va approfondito, chiama il paziente e lo vede negli ambulatori oculistici. Questo, per dirle, è un altro elemento che aiuta soprattutto le persone che hanno questo tipo di problema, così come tutti i controlli sui pacemaker, sui defibrillatori, sugli impiantabili cardiologici. Oggi questi device, come vengono definiti, sono dei device intelligenti, e allora abbiamo deciso di sfruttare la loro intelligenza. Questi sono in grado di trasmettere tutta una serie di segnali, di messaggi, che vengono, diciamo, letti dalle nostre cardiologie di Feltre e di Belluno, e quindi il paziente evita tutta una serie di accessi presso gli ospedali per controllare che l'apparecchiatura funzioni bene, che sia tutto nella norma. Riesci a gestire e garantire la sicurezza del device anche senza far fare 80 chilometri a una persona. Questa intelligenza artificiale in qualche modo semplifica la vita dei pazienti e anche l'attività organizzativa sanitaria, garantendo la massima sicurezza. Mi verrebbe da pensare che attraverso tutte queste iniziative che avete messo in campo, insomma, avete anche voi problemi di liste d'attesa legate anche alla contingenza dell'epidemia da Covid. E qual è la situazione in questo momento proprio che si riflette? Perché si è sempre detto in montagna, insomma, è difficile avere un presidio sanitario. Da quello che mi sta raccontando proprio la difficoltà orografica, però stimola l'applicazione di tecniche innovative che potrebbero essere anche mutuate in altre realtà. Direi di sì. Anche nell'ambito della prevenzione abbiamo alcune applicazioni molto interessanti che stiamo mettendo in campo sulla telemedicina, proprio per queste caratteristiche nostre. Questa è una provincia che in questo momento, diciamo, durante i 2 anni di pandemia, come tutte le province, questa ha sofferto, ma diciamo, pensi che noi abbiamo una mortalità generale sui 2 anni di pandemia che è più bassa della media del Veneto, e su un territorio così vasto, su un territorio che ha una popolazione anziana, pluripatologica, che quindi è quella più suscettibile di tutte le conseguenze che, insomma, il Covid ha dato. Qui si è riusciti a fare una campagna vaccinale e un isolamento, un contact tracing davvero molto feroce. Sin dai primi mesi abbiamo cercato di mettere in sicurezza quanto più velocemente possibile soprattutto la popolazione più fragile, quella con qualche problema. E devo dire che, insomma, con i dati che abbiamo adesso, la cosa ci dà anche soddisfazione. Siamo riusciti anche a cercare di evitare, perché non c'era solo il Covid, ci sono anche tutte le altre patologie. Abbiamo cercato di ridurre il meno possibile per garantire a tutte le altre persone che avevano problemi di salute ma non avevano il Covid di poter accedere ai servizi con tutte le precauzioni che abbiamo. Qui abbiamo il problema che non è solo dell'ambito sanitario, è un po' di tutta, diciamo, di tutta la filiera economico-produttiva. Qui abbiamo la difficoltà di trovare, di mantenere degli specialisti, di far arrivare degli specialisti. Primo, perché non ce ne sono, proprio in Italia non ce ne sono, ci sono alcune specialità che sono introvabili. Secondo, perché qui, proprio per la questione delle distanze, rispetto ad altri contesti, diventa impossibile fare un lavoro da pendolare, ti devi in qualche modo trasferire.
Però stiamo lavorando. Ecco, ci sono degli incentivi perché c'è anche il problema dei medici di medicina generale, no? Oltre ai sanitari. Secondo lei ci state lavorando come? Con degli incentivi? Perché poi potrebbe essere banale dire c'è aria buona, i servizi ci sono, come incentivare? Forse anche lo stesso meccanismo che deve incentivare i residenti a rimanere in montagna o forse anche a trasferirsi in montagna. Allora, noi abbiamo cominciato ad avviare una serie di iniziative che stanno nascendo e si stanno arricchendo. Stiamo cercando di costruire un welfare per i nostri dipendenti. In particolare, un po' sulla base di quello che lei adesso ha detto, sulla parte più alta della nostra provincia, ad esempio, grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, sono stati messi a disposizione a dei prezzi calmierati degli appartamenti, degli ambulatori, cioè qui il territorio, se vuole, fa squadra e siamo riusciti a portare delle persone per la guardia medica dalla Sardegna piuttosto che uno dalla Puglia. Sono piccoli numeri, però su dei percorsi, dei progetti che abbiamo curato in particolare insieme ai sindaci e alle associazioni che operano nel territorio. Quindi stiamo mettendo a disposizione, diciamo, un po' questi utility. Così come stiamo completando alcuni interventi, in particolare nella parte più bassa della provincia, per foresterie, in maniera che le persone che vengono a lavorare in questo territorio, se vogliono fermarsi qualche notte, hanno comoda una foresteria dove hanno una stanza o singola o doppia con quel minimo di comfort che serve. Cioè stiamo lavorando molto su questi elementi, così come stiamo cercando un po' di promuovere l'attività che viene fatta nelle nostre strutture, perché tante volte, e lo dico perché io sono qui da poco più di un anno, e io ancora mi entusiasmo, ancora mi piace trovare delle cose che dico, ma guarda che bravi che siamo, guarda che rete professionale che c'è. Qui un po' forse anche per mentalità, per cultura, si è abituati al fare e al non dire. Quindi ci sono delle eccellenze sanitarie che magari emergono meno nel panorama regionale. Quali sono? Perché c'è anche un sistema di radioterapia molto innovativo. Lei prima faceva riferimento allo screening. È difficile in questo momento in altre realtà, senza demonizzare nessuno, garantire lo screening proprio per... E io ritorno al concetto di prima, le liste d'attesa per fare una visita. Qual è invece la situazione in questo momento nella vostra realtà? Intanto noi lo screening, tutti tra i canali di screening non li abbiamo interrotti durante il Covid, se non nel primo periodo di lockdown dove ancora l'anno 2020. Dopo noi abbiamo sempre mantenuto aperto lo screening, ma le dirò di più. La provincia di Belluno è l'unica provincia, questa azienda è l'unica azienda che garantisce la vaccinazione per le zecche, gratuita a tutta la popolazione residente in questo territorio. Quindi noi anche adesso abbiamo una linea aggiuntiva, una linea che le altre aziende non hanno e che è molto diciamo richiesta nel nostro territorio, perché qui c'è la tradizione di andare a camminare. Quest'anno un poco anche con le temperature che ci sono diverse zecche e quindi le persone cercano di proteggersi e si sottopongono molto volentieri a questo tipo di vaccinazione, che è un'attività in più che in altri territori oggi non viene fatta. Le liste d'attesa noi le abbiamo abbastanza sotto controllo. Abbiamo anche recuperato una serie di attività che in qualche modo avevamo dovuto mettere in stand-by perché avevamo altre priorità, ed sono correlate soprattutto alla carenza degli specialisti, non tanto alla
chiusura delle attività, però le faccio un esempio su alcune specialità. Quando ti vanno via 2-3 persone, uno perché va in pensione, uno perché ritorna nei suoi vicino a casa, uno perché magari fa il salto di carriera e va su un'altra azienda, trovarti con 2-3 persone in meno è evidente che insomma noi qualche difficoltà su alcune piccole fette le abbiamo. Quali sono le vostre specialità, le vostre eccellenze? Prima facevo riferimento a questa radioterapia particolare. Guardi, è solo l'ultima, è solo l'ultima. Radioterapia, che è una specialità che insomma si conosce anche poco, che però è fondamentale. Qui è stato fatto un lavoro, secondo me, molto di fino. È stato fatto intanto un investimento sulle apparecchiature, perché oggi medicina la fai se riesci anche a investire in tecnologie, in apparecchiature. Qui sono stati, nell'arco di 1 anno e mezzo, è stato fatto un investimento per aggiornamento e cambio di acceleratore lineare per un valore solo di apparecchiatura di circa 3 milioni di euro dalla Regione Veneto. Non sono cifre importanti. E devo dire che quando il Presidente è venuto a inaugurare il primo aggiornamento, ci aveva un po', come dire, lanciato una sfida. Ci aveva detto dovevamo chiudere, avevamo 2 macchine, una l'avevamo aggiornata, l'altra dovevamo chiuderla per sostituirla, e ci aveva detto: mi raccomando, non mandate i bellunesi in giro per fare la radioterapia, trovate una soluzione. Abbiamo trovato, devo dire, il nuovo primario della radioterapia, che è con noi da fine anno. Ha fatto con la sua squadra e con la fisica sanitaria, hanno fatto veramente una cosa eccezionale. Sfruttando le potenzialità della macchina, sono riusciti a fare più trattamenti e a gestire più pazienti, e quindi siamo riusciti a trattare tutti i nostri pazienti nel nostro territorio. E l'arrivo del nuovo acceleratore lineare ha consentito e consente oggi a questa azienda di essere, diciamo, a non avere liste d'attesa sulla radioterapia. La radioterapia è una terapia che si fa sulle patologie oncologiche, quindi non avere lista d'attesa in questo ambito io credo sia un gran valore per le persone e per le loro famiglie, ma soprattutto quello che utilizzando e applicando le potenzialità della macchina ha ridotto, a parità di efficacia, ha ridotto il numero di trattamenti che nel nostro territorio, nel nostro contesto, è fondamentale. Di solito la radioterapia tu hai 20, 25, 30 sedute, vuol dire 30 giorni che devi andare da casa tua all'ospedale. Su alcune patologie questo viene ridotto a 5-6. Sa che cambio a parità di efficacia? Sa che cambio per il paziente con questo caldo per strada, oppure d'inverno con le difficoltà? E sono pazienti che difficilmente si muovono da soli, hanno bisogno del supporto delle famiglie che magari lavorano, quindi è stato fatto secondo me un lavoro eccellente. Oggi io credo nel panorama veneto ci sono 3 strutture che fanno queste cose e che fanno questa tipologia di trattamenti, e sono 2 istituti molto rinomati, e c'è Belluno, e quindi come vede Belluno ha le sue eccellenze, ma non solo la radioterapia, anche sulla gastroenterologia. Dal mio punto di vista in questo territorio abbiamo delle skill, abbiamo delle competenze che non sono proprio così diffuse.
è un'altra delle specialità dove si è investito molto e dove stiamo investendo in telemedicina. Abbiamo recentemente, per dirle solo l'ultima cosa, oggigiorno in medicina senti parlare, credo anche nei media normali, senti parlare di intelligenza artificiale. Ecco, noi abbiamo dotato le nostre gastroenterologie dell'intelligenza artificiale per l'attività di screening, perché riteniamo che l'attività di screening sia fondamentale per salvaguardare il proprio stato di salute. E da dati di letteratura si è visto che all'occhio umano, anche del più esperto, a volte sfuggono delle lesioni molto piccole. Bisogna anche avere un po' fortuna perché magari la luce non è proprio quella appropriata. I sistemi di intelligenza artificiale che oggi stanno supportando, che si stanno realizzando anche in questo ambito, invece aiutano l'occhio umano a vedere quelle lesioni che ti sfuggirebbero, e quindi nelle attività di screening anche quelle lesioni piccolissime che magari non riesci a vederle, con l'intelligenza artificiale te le amplifica, te le fa vedere, le puoi trattare, e una volta trattate hai risolto per sempre il problema del paziente. Lei prima faceva riferimento alla mancanza di specialisti e alle difficoltà di reperirli. Quanto incide questa mancanza non solo di specialisti, parlo anche di operatori, di infermieri, di operatori sanitari, e quanto l'investire in telemedicina in qualche modo dà una mano, no, alle risorse umane? Allora, in questo territorio a me mancano circa una cinquantina di medici, per capirci, non sono pochi. Non sono pochi, sono diciamo dei professionisti che noi stiamo continuamente cercando e vogliamo trovarli, vogliamo portarli in questo contesto. Così come è molto difficile trovare personale infermieristico, personale OS, ma non lo è solo per noi struttura sanitaria, lo è anche per i centri servizi. Stiamo cercando di fare squadra anche con le case di riposo, i centri servizi che operano in questo territorio, perché hanno le stesse problematiche nostre, e cerchiamo di darci una mano, perché un po' tutti insieme riusciamo a garantire la filiera. Io, se trovassi gli specialisti, ci sono alcuni target che andrebbero sicuramente sviluppati. Noi siamo già centro di riferimento per alcune cose e potremmo esserlo per altre. Questa è una provincia dove si praticano praticamente tutti gli sport, ho scoperto anche la vela, e quindi Dovete anche lavorare il supporto per le emergenze, e l'episodio della Marmolada è stato abbastanza emblematico della vostra necessità di attivarvi immediatamente. l'episodio della Marmolada è qualcosa che ci ha profondamente colpito, perché quella domenica è arrivata la telefonata verso le 2 del pomeriggio, e siamo partiti, devo dire, stati bravissimi i nostri operatori, sono partiti tutti e 2 gli elicotteri, sono partite tutte le ambulanze da terra, perché non si sapeva a cosa si andava incontro, e devo dire hanno fatto un lavoro egregio. Ci hanno portato dei pazienti nei nostri ospedali che sono stati in rianimazione, ma siamo riusciti a riconsegnarli alle loro famiglie con una pacca sulla spalla, con una grazie che entrambi hanno detto, che hanno commosso i nostri operatori, perché devo dire, sia il signore tedesco sia la signora tedesca, prima di andare via, hanno voluto a loro modo ringraziare, e ci hanno fatto anche sapere che stanno bene, quindi vuol dire che li abbiamo gestiti bene. Di fronte a queste tragedie, diciamo, la macchina sanitaria di questa provincia si è dovuta muovere velocissimamente, e
non solo la macchina dell'emergenza, ma anche tutta la rete ospedaliera, perché non si sapeva cosa sarebbe successo, quindi ci siamo attrezzati per qualsiasi evenienza. Siete un po' pronti a tutto necessariamente, ma sulla base di quello che lei ci ha illustrato, quanto riuscite a lavorare in autonomia e quanto la Regione Veneto sta investendo anche in questo territorio? Perché insomma sembrava sempre che la montagna fosse un po' una Cenerentola. Allora, noi lavoriamo in autonomia fino a un certo punto, perché il bilancio è stato per me impietoso per il mio primo anno di mandato, perché ci sono stati dei costi legati alla pandemia, legati alle situazioni anche soltanto dell'aumento dell'energia elettrica, del riscaldamento, le spese diciamo generali, quelle che succedono anche a casa nostra, in un contesto con 5 ospedali. Hai dei costi che sono enormi, e devo dire che la Regione Veneto, sia con gli investimenti su apparecchiature, sia sugli investimenti sulla parte di edificio, se non ci fosse il contributo e il finanziamento della Regione Veneto, con le nostre forze non saremmo in grado, perché abbiamo dei costi di gestione che sono particolarmente impegnati. Anche perché qui la stagionalità pesa molto di più che in altri territori. Qui il freddo comincia ad arrivare nella parte alta, tu devi cominciare a riscaldare ben prima di quando devi riscaldare in pianura. E quindi diciamo è impensabile mantenere i livelli che stiamo dando se non con il supporto e il contributo che la Regione Veneto ci sta dando. Un'ultima cosa, situazione Covid, permane una situazione migliore rispetto al resto della regione? Io incrocio le dita, ma in questo momento sì, abbiamo un'incidenza sui 100.000 abitanti più bassa della regione, più bassa della media nazionale. Questo non ci fa stare tranquilli, perché Omicron 5 viaggia alla velocità della luce, però abbiamo dei dati abbastanza buoni, abbastanza in linea. Raccomandiamo sempre, noi siamo in un contesto dove si vive bene all'aria aperta, soprattutto in questa stagione, dove ci sono grandi spazi, dove le persone possono permettersi anche di ritrovarsi e non creare quegli affollamenti che invece in altri contesti urbani necessariamente si vengono a creare. E questo credo sia uno degli elementi che un po' ci aiuta. Un po' ci aiuta anche il saper far squadra con tutte le altre componenti del territorio. Qui o si vince insieme o si perde insieme, e la sanità sta cercando di vincere insieme ai suoi sindaci.